Oggi è venerdì 14 giugno 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque, ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 14 giugno 1949. A Corte Maggiore, vicino Piacenza, l'Agip scopre un giacimento di petrolio. Le riserve si riveleranno limitate, ma tanto basta per destare l'entusiasmo della stampa e fare di conseguenza salire il valore delle azioni della compagnia petrolifera pubblica italiana. Merito dell'abilità comunicativa di Enrico Mattei. Nominato commissario del governo con il mandato di liquidare l'Agip, Mattei si convince invece delle sue potenzialità e la rilancia. Arriva ad aprire una linea commerciale con l'Unione Sovietica, destando l'attenzione e la preoccupazione di alcuni ambienti politici italiani e della CIA, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale statunitense. Mattei arriva così a scontrarsi anche con gli interessi di quelle che lui definisce le sette sorelle, il cartello di compagnie statunitensi, britanniche e olandesi, detentore del controllo del mercato, accusato di svenare le risorse del terzo mondo. La sera del 27 ottobre 1962, l'aereo privato a bordo del quale Mattei sta tornando a Milano da Catania precipita mentre è in avvicinamento a Linate. Nel 2012 una sentenza della Corte d'Assise di Palermo dichiara che il rapimento e la sparizione del giornalista Mauro De Mauro nel 1970 sono verosimilmente legate alla sua scoperta che l'aereo di Mattei sarebbe stato fatto esplodere in volo tramite un meccanismo collegato al sistema di apertura dei carrelli. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.